che scrive questa lettera e non so chi, perché sono solo. Non ho una famiglia, non ho parenti, non ho né fratelli né sorelle. Sono solo tra tanti in questo campo di sterminio nazista pronto alla mia esecuzione finale. Quanti partigiani come me scrivono ai loro cari con le lacrime agli occhi, dicendo che non potranno più abbracciare le loro amate famiglie, i genitori, le mogli, i loro figli, pensando ai ricordi belli e felici passati insieme. Io invece scrivo alla mia bella Italia. Chissà se un giorno qualcuno la leggerà e non so chi sarà, o forse questa lettera si perderà. Ti mando il mio ultimo saluto, Italia mia, terra dei miei sogni, terra dei miei ricordi, terra mia dolcissima. Muoio per il diritto di libertà della mia nazione, muoio per dare dignità a tutte le famiglie italiane, muoio da solo, ma ho nel cuore la mia bella patria. Addio, o Italia mia amatissima. Grazie. Giuseppe Blando. Il giardino di pietra, dolce sera d'estate, immerso in un giardino di pietra dorata, tra mille bellezze create dal genio di uomini vissuti in un lontano passato. Le pietre ci parlano e ci raccontano la storia, le gioie e i dolori, speranze e illusioni di gente ingegnosa decisa a lasciare una traccia immortale scolpita su pietra dai loro cuori. Alla visione di tanta bellezza rimango colpito, estasiato, ammaliato. Una bellezza che mi leva il fiato. Ho grande rispetto di ciò che mi circonda, le parole mi mancano, ho grande paura di poter violare con poveri versi di semplici parole l'eterna armonia che regna sovrana. Poi penso e mi dico di non temere, poiché le parole che escono dal cuore e si espandono in versi diffondono soltanto dell'altra poesia che va a mescolarsi a quella esistente creata dall'uomo su docili pietre, usando l'ingegno con gran maestria. Per questo nascono questi semplici versi, dedicati al genio di quegli uomini grandi che seppero creare una poesia immortale, lasciandola impressa in un giardino di pietra. Bravo. Avete ascoltato Giuseppe Blando e ho dimenticato di dirvi che sono appena arrivati Liliana Moreal, come si dice così? Dov'è Liliana? Ecco, Liliana, si dice così il tuo cognome? Moreal. E suo marito, nonché Enzo Amato e Nina Coletta, nonché altre persone che non conosco, scusatemi che non so i nomi e cognomi, grazie di essere qui con noi. E continuiamo con poeti che si sono prenotati. Chi c'è? Carmela che ha il microfono in mano, e poi Carmelo Denaro, mi aveva chiesto Carmelo Denaro e passo il microfono a lui anche dopo Carmela. Allora, Sebastiano Artale ha letto la lettera di un partigiano dedicata all'Italia e alla patria. Io invece vorrei recitare questa poesia che è lo sfogo e il dolore di una madre che ha perso il figlio durante la guerra. Era tempora la prima guerra mondiale. Chi colpa visti tu e chi colpa appi io? Ah, chi colpa visti mai, figlio mio? Nascisti in un tempo che non era lo tovo. Ero ancora un piccirillo quando la guerra scoppiavo. E quali ranne colpa appi io? Non ti potti trattenere quando l'ordine di partire arrivavo.
Ah, quanto ranne fu lo tuo coraggio. Stringito forte in mano una bandiera, quando Augusto cariste colpito a morte. E mentre lo ciume scorre, ancora con lo tuo sangue sguazza, caristi senza trovare conforto tuo, li me virazza. E ora pilletto, hai un fazzolettello di terra che t'abbraccia. Ah, quale forza potessi avere io sapendo ora che sei morto, ma restano solo la fede e Dio. Parlare di volessere, loro hanno amore di una madre, portare di passo passo per lo mondo, e invece con l'occhio studate e rilutando cianto, rugno va su una mare, a sta medaglietta di metallo. Accemono le labbra mie, mentre lo cuore buci forte diciamo ancora più nome, figlio mio. Con le mani giunte prego i santi che rassano la pace a tutti quanti, e guarduri giorno e notte prego a Dio, che se non era più destino per te a ritornare vivo, ora ne dia, ci voglio venire io, a riposa con l'angelo, dorme, a riposa figlio mio. Grazie. Per la poesia proprio davanti al monumento ai figli di Noto caduti nella Grande Guerra. Allora Carmelo Denaro, il netino che sta a Siracusa e che viene immancabilmente tutti gli anni per questa manifestazione poeti e scrittori del Val di Noto. Prego Carmelo. Grazie Fra Ciccio, io ti chiamo Ciccio perché siamo e un caloroso applauso facciamolo, perché se non fosse per Ciccio ne altri non vorremmo. Grazie Francesco. Un ebraio magico. Vero. Nel vortice d'amore che sprigiona dal mio cuore, una voce risonante grida forte all'istante, innalzando in cielo un dito, in vernacolo ve lo dico, con l'indice solo aperto e la mano chiusa a pugno, per sempre griderò: siciliano sogno! Un'altra poesia piccolina dedicata alla nostra amata, oltre Noto che è nel nostro cuore, alla Sicilia. Sicilia bella, tu sei baciata da tre mari, la gente di tutto il mondo ti viene a trovare. Lo Ionio, lo Tirreno e il Mediterraneo, lo splendore rosuri di guerrieri lontano. Dallo sole tutto l'anno tu sei basata, vorresti sapere, qui è che ti ha creata. Se a tutti gli abitanti tu li guardi in viso, sono così felici come se abitassero un paradiso. Sono generosi, ospitali e gente di cuore, ma gente come chi sta, non la trovi. Sta terra bella di grande valore, creata di certo dei nostri signori e di tutti i santi. Viva la Sicilia e i suoi abitanti! Sì. Grazie Carmelo, grazie. Chi viene adesso? Poeti, ce ne sono tanti poeti. Chi di voi chiede di parlare? Perché se non vi fate avanti voi. Ada Neri. Sto cercando una poesia sul 25 aprile ma non l'ho trovata. No, andiamo. Ecco quelle che avevo preparato. Vediamo mentre Liliana si prepara. Ma l'ultimo è di una poesia di padre, e poi tutto lo recupereremo. Sì, allora lo annuncio ora. Ada Neri sta cercando una poesia, dopodiché ci sarà Maurizio Carbè che leggerà una poesia del padre Corrado Carbè, che molti dei frequentatori di Facebook conosceranno, e poi c'è Miriam Vinci, giustamente, sì, certo, Miriam Vinci, anche perché scrive delle belle cose, delle belle riflessioni in web che io invito a leggere chiunque. Il problema nostro, cara Miriam, è che ecco che serve la solidarietà e la partecipazione, uscire dall'isolamento, creare ponti tra noi. Ecco perché sviluppiamo questi incontri dove le voci sono tante, diverse, di diverso sentire, e che stanno tutti assieme ad ascoltare gli altri. Questa è la bellezza. Noi non stiamo ad ascoltare una sola persona che ci vuota il sacco del suo sapere e basta, e poi a coltivare i suoi interessi, come fanno in tanti in questo campo della cultura. Qui stiamo
ad articolare i discorsi, e Miriam è una che ama uscire dalla solitudine e ne ha bisogno come ne abbiamo bisogno tutti noi. Vai, Ada Neri con necessità di essere fotografata, perché poi sa benissimo che questi momenti resteranno per sempre, per sempre. Allora, leggo questa che ho scritto l'anno scorso il 27 agosto. Rimpianto. Dolce, cullato dalle onde il pianto, e di una vita che mai più sarà non resta che il rimpianto. Giro il capo, muovo gli occhi e guardo attorno, e da qualsiasi angolatura vedo il paradiso. Voi siete grandi ormai, e di una madre non cercate più le carezze. Io vi guardo, e di quelle carezze ho sempre voglia. Il vento asciuga il pianto, ma non porta via il rimpianto. Grazie Ada. Liliana vuole forse uno spazio? Liliana con una canzone. In dialetto paesi mio. È una poesia di un maestro di scuola elementare, poi laureatosi, che si chiamava Sebastiano Andolina, e fu musicata dal maestro Giuseppe Gaetano Alia, che insegnò la musica a tanti di noi nella scuola elementare. Ad Avola fu famoso. Questa poesia parla dell'attaccamento alla terra, e dell'attaccamento alla terra quanto è bella, che lo provano anche chi non è del posto e che si trova in quella città. È un paese baciato dal mare, quello di cui si parla in questa poesia.
questa è una poesia che è stata musicata a proposito del connubio poesia e musica. Vieni Maurizio. Sei liberato lì, Sì? Sei liberato? Andiamo sulle scale e ci sediamo, sì, bene, vero.